Trapani, vediamo subito le immagini della nuova capolista del girone A di prima divisione, successo per 3-2 in casa del Treviso, un successo importante, un successo fortemente voluto dal Trapani che era andata in vantaggio nel primo tempo per 2-0 grazie al gol di Pagliarulo e al raddoppio, eccolo qua in mischia l'intervento di Pagliarulo, poi il raddoppio nel finale di primo tempo realizzato da Gambino su assist di Abate, eccolo qua con un destro preciso e potente, ma ha dovuto poi vedersela con la reazione del Treviso che sarà anche ultimo, Paolo, però insomma ha dimostrato di avere carattere e in 4 minuti, prima con Strizzolo come vediamo e poi con Madiotto, ha riequilibrato le sorti della partita. Eccolo qua il gol di Madiotto che raccoglie una corta respinta della difesa. Però qui il Trapani ha avuto la forza a 3 minuti dal termine con il neoacquisto Pacilli trovare il gol vittoria su errore anche della difesa, in particolare di Zammuto. Dalle immagini del Trapani vittorioso passiamo invece a quelle del Lecce.